Mercoledì 14 novembre, ben ritrovati in diretta da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. L'ospite di oggi è l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola. Ben trovato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Assessore, partiamo dall'affrontare un tema delicato che riguarda una categoria storicamente molto attiva e oggi molto preoccupata in Liguria. Parlo dei balneari. Le mareggiate del 29 e del 30 ottobre hanno causato danni enormi alla costa ligure da ponente a levante. Di circa 1350 stabilimenti che abbiamo in Liguria, oltre 300 hanno subito danni gravi. Quali prime risposte avete dato come regione a questa categoria? Ma c'è stato un incontro che abbiamo avuto anche col collega Benveduti allo sviluppo economico e il presidente Giovanni Toti oramai alcuni giorni fa in regione con tutte le associazioni di categoria dei balneari e anche un po' il mondo produttivo, dalle camere di commercio e tutto il mondo interessato a questo settore, per fare il punto della situazione. Abbiamo anche raccolto le richieste che poi le abbiamo tradotte nel documento che è stato trasmesso alla Protezione Civile Nazionale dalla nostra Protezione Civile regionale, e con delle richieste specifiche di deroghe, parlo di urbanistica, che sono molto soddisfatto di questo, tutte accolte. Di cosa si tratta? Ad esempio, molti interventi che dovrebbero fare le imprese balneari, ma anche i comuni per le spiagge libere, interessano le scogliere, interessano i moli, spesso devono seguire un percorso amministrativo che riguarda la manutenzione straordinaria. Questo, per ragioni che potete comprendere, comporta dei mesi. Attraverso le nostre richieste tutti questi interventi possono andare in manutenzione ordinaria e quindi basterà che l'interessato vada in comune, depositi all'ufficio competente la autocertificazione che si sta prendendo a fare questo intervento e lo potrà fare, quindi con tempi molto ridotti. Abbiamo quindi anche una semplificazione dal punto di vista burocratico. Abbiamo anche accolto un'altra richiesta sempre arrivata dal mondo del balneare, anche di utilizzo di altri materiali per la ricostruzione, ovviamente sempre materiali che rientrano nel pacchetto ambientale di rispetto, di tutela del paesaggio e quant'altro, ma che possano anche alleggerire i costi per quanto riguarda interventi di ricostruzione. Quindi una serie ed altri ancora che stiamo studiando. Uno importante è anche quello di cercare, attraverso le banche, con l'appoggio della Filse, che è la nostra un po' partecipata finanziaria, esatto, di poter dare noi le garanzie alle banche per quanto riguarda gli investimenti che fanno i balneari, anche perché non dimentichiamo che le imprese balneari devono fare investimenti ma hanno una spada di Damocle sulla testa che si chiama direttiva Bolkestein, perché teoricamente nel 2020 le concessioni dovrebbero essere tutte messe a gara. E quindi i balneari dicono è impossibile progettare anche degli investimenti se poi ho il termine di 2 anni non riesco a rientrare. Assolutamente, e pensi che e li devo ringraziare anche per la grande serietà, perché anche nei giorni, la nottata, molti di loro erano in spiaggia, molte informazioni le abbiamo avute anche in diretta perché loro erano in spiaggia e informavano le autorità competenti, Vigili del Fuoco, di come stessero andando le cose. Molti comunque sono, nonostante il rischio della Bolkestein, pronti ad investire. Questa testimonianza che abbiamo un tessuto sociale, economico, umano di persone che sono molto responsabili e che vogliono dare un grande contributo al territorio, e sarebbe opportuno che lo Stato nel più breve tempo possibile mettesse queste, che poi sono famiglie tradizionali della nostra Liguria, nelle condizioni di poter operare. Questo evento, l'evento della mareggiata, può essere una sorta di anno zero anche per i balneari, per ripensare tutte le strutture che siamo abituati a vedere sulle nostre spiagge e ad esempio pensare a soluzioni innovative. La prima forse stupidaggine che mi viene in mente: tutte cose smontabili, in modo che finita la stagione non ci sia niente sulla costa che poi possa essere distrutto, come è capitato tra il 29 e il 30 ottobre. State anche lavorando per cercare di arrivare a soluzioni urbanistiche a tutti gli effetti innovative che tengano conto di questo cambiamento climatico e di queste assolutamente avversità. Ma di fatto questo sistema noi l'abbiamo già
fatto, l'abbiamo già concordato coi balneari già prima di questi eventi, già da direi anche qualche mese, nel senso che noi vogliamo mettere nelle condizioni le spiagge di essere anche liberate, di essere anche, come dire, molto rapida l'utilizzo, il montaggio e lo smontaggio. Infatti nella nostra legge uno degli aspetti che non è stato come dire, contestato dal governo, infatti siamo sotto giudizio di Corte Costituzionale, proprio quello di riconoscere la facile e difficile rimozione, che va incontro proprio a queste esigenze. Il discorso qual è? Che in Liguria noi riusciamo a fare turismo per molti mesi, nel senso che la stagione classica comincia a fine maggio, però noi sappiamo che molte volte sia già da marzo che ad aprile le spiagge possono offrire un pacchetto ai clienti, quindi le cabine comunque non tutte ma in parte servono già, perché molti clienti si possono cambiare, molti servizi sono già attivi nel mese di marzo, come lo sono ad esempio nel mese di ottobre, perché comunque anche se la stagione finisce il 30 di settembre sappiamo bene che nel mese di ottobre abbiamo un turismo straniero. Penso ai tedeschi, soprattutto nell'estremo ponente, che sono rilevanti come presenze, quindi anche in quel caso le spiagge servono, quindi diventa più difficile, perché comunque le spiagge non dico che debbano essere aperte 12 mesi all'anno, ma crediamo che tranne gennaio e febbraio, che sono i mesi più freddi, e il mese di Natale, che ogni tanto anche dicembre ci regala delle giornate importanti con grandi presenze turistiche, le spiagge devono essere un po' sempre operative. Cioè è finito il tempo che c'era una volta forse che le spiagge aprivano a maggio e chiudevano a settembre e poi smontavano tutto per riaprire, per rimontare l'aprile successivo. È un turismo che sta funzionando, non dico 12 mesi all'anno, ma quasi. Quindi dobbiamo trovare forme più che di intervento sulle spiagge, dobbiamo andare più a mare, dobbiamo andare più a monte del problema. Servono le dighe soffolte, servono interventi sul paesaggio che mettano in condizioni le nostre coste di essere più protette e tutelate. Il problema è che i comuni non ce la possono fare da soli, ma anche le stesse regioni, perché sono costi milionari di certi interventi, e quindi dobbiamo cercare di fare regia con lo Stato centrale, ma anche con i fondi europei che ci sono a disposizione, per fare in modo di avere quelle risorse e ogni anno fare degli investimenti importanti che tutelino la costa. Lei ha parlato delle dighe e, contando le coste dell'Italia, sono miliardi e miliardi per il governo se volesse investire in tal senso. Il vice ministro Rixi ha parlato anche di rivedere le strutture, come ad esempio quelle delle capitanerie che insistono direttamente sul mare, ricostruirle anche con cemento armato e forme più resistenti, in modo che non debbano, quelli che dovrebbero essere i primi presidi, scappare quando ci sono le mareggiate. Costa, cemento, in Liguria sa che è un accostamento che subito fa drizzare le antenne. C'è l'attenzione affinché non si cementifichi ulteriormente la costa, con la scusa ad esempio di proteggersi dalle mareggiate? Ma sicuramente in Liguria, innanzitutto volevo un attimo fare un piccolo breve cappello su quello che giustamente ha detto lei. È vero, l'Italia è una penisola, quindi è vero che se vogliamo fare le dighe soffolte in tutta Italia sono costi miliardari, però ci sono paesaggi e paesaggi. Cioè la Liguria è una striscia di terra, bisognerebbe prima valutare le priorità di determinati interventi, perché noi siamo una striscia di terra e dove ci sono le spiagge, pochi metri dopo, ma pochissimi metri dopo, abbiamo ferrovie, strade, spesso anche scuole. Si vede a Zoagli che l'acqua è arrivata fino a ridosso di una scuola. Quindi nel nostro caso c'è un'emergenza particolare, come per esempio in altre parti d'Italia c'è un'emergenza sismica, un'emergenza di altro genere. In Liguria, più di altre regioni, senza togliere nulla a chi ha avuto dei danni enormi dal mare in altre parti d'Italia, ma noi siamo in una situazione geografica particolare. Per quanto riguarda quello che diceva, in Italia e in Liguria negli ultimi 30 anni si è costruito male in tanti posti, con una politica spesso assente che si girava dall'altra parte e permetteva all'amico dell'amico di fare degli interventi che hanno rovinato paesaggio, costa e entroterra. Noi adesso abbiamo messo delle regole molto rigide, molto precise. Il primo intervento che fece l'amministrazione Toti fu quello di togliere la deroga che aveva dato il presidente Burlando di poter costruire a 3 metri dai fiumi, e siamo tornati alla normativa nazionale che prevede di dover costruire a 10 metri dai fiumi e dai torrenti. Quindi la tutela
c'è. Bisogna ovviamente d'ora in poi, visto che queste situazioni meteorologiche saranno, oramai ci dovremo convivere, perché da quello che dicono gli esperti, io non sono un esperto di meteorologia, ma dicono che non sono fatti rarissimi, che potrebbero e dovrebbero anche riaccadere, quindi dobbiamo imparare a coesistere con questi eventi, dobbiamo anche studiare il paesaggio da tutelarlo, da metterlo in sicurezza con quelle che sono le modalità che la tecnologia moderna ci dà. Ora non entro nel merito cemento armato sì, cemento armato no, bisogna costruire bene nel giusto, seguendo quelle che sono le norme di rispetto e di tutela dell'ambiente, ma anche di rispetto e di tutela degli esseri umani, perché dobbiamo mettere gli esseri umani in condizioni, soprattutto negli edifici pubblici, che siano le scuole, che siano ovviamente gli ospedali, che siano queste realtà, che siano in condizioni che, se viene un evento calamitoso, questi luoghi sono sicurissimi. Ora andiamo ad aggiornarci su cosa succede in Liguria, 100 secondi di giornale radio, e ritorniamo a Tutta la Liguria ne parla insieme a Marco Scaiola. Scopri un gusto da amare. Vieni da Pane e Mare, la tua fishburgeria genovese, dove assaporare deliziosi panini creati con ingredienti selezionati all'interno del nostro laboratorio. Pane e Mare, in salita del Prione 35 Rosso, a fianco del Big Fish Bistro. Servizio da asporto con Deliveroo e Just Eat. Scopri i menù sulla nostra pagina Facebook. Stavolta la promozione non mi scappa. Sì, dicono tutti promozione. Poi... Fammi finire. Parlo dell'operazione DF Genova prezzo trasparente. Sulle vetture Renault e Dacia chilometri zero, zero anticipo e zero sorprese. Ovvero rate a tassi bassi, costo totale trasparente, più 3 anni di furto e incendio inclusi. Sentiamo, a me piacerebbe la Renault Capture. Bene, quella parte da 255 euro al mese. Inoltre Dacia Sandero a 155 euro e Renault Clio a 199 euro. DF Genova by Auto Liguria, concessionaria Dacia e Renault a Genova Molassana, Genova Campi e Savona. Promozione valida fino al 15 novembre 2018 su uno stock limitato di vetture chilometri zero. Hai visto, caro, che bella la nostra nuova cucina montata? Vedrai che belle cenette ti preparerò. Tutto naturale, con grande attenzione alla cottura, come piace a te. Grazie al forno a vapore di Asta del Mobile. Ah, te lo ricordi allora? Certo, l'abbiamo pagato solo €1. Scopri i contributi Asta del Mobile. Sull'acquisto della tua cucina a misura, trasporto, montaggio e il forno a vapore ti costeranno solo €1. Asta del Mobile, tutta un'altra musica. Il buono dello zucchero con 0 calorie? Suito è la scelta giusta. Il buono dello zucchero a 0 calorie e 0 indice glicemico. Suito è realizzato solo con ingredienti naturali, senza coloranti o additivi. Per questo Suito è anche vegan friendly e gluten free e adatto ai diabetici. Suito lo trovi nelle migliori farmacie della Liguria. Scopri la novità Suito su babboleo.it. Suito, la scelta giusta. Babboleo News, cosa succede in Liguria? È iniziata questa mattina la discussione generale del decreto Genova in aula al Senato. La seduta di questa mattina segue l'approvazione del testo da parte delle commissioni congiunte, arrivata ieri in nottata dopo lo scontro con la maggioranza bocciata sull'emendamento relativo all'articolo sui condoni per Ischia. In giornata, a 3 mesi esatti dal crollo di Ponte Morandi, potrebbe arrivare l'agognata conversione in legge del testo. Esplosione in una casa di Calice al Cornoviglio, nello Spezzino. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore della mattinata in località Casalino per soccorrere l'unica persona rimasta coinvolta dal rogo. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. A rimanere ferito un uomo di 57 anni, proprietario e unico occupante della casa indipendente coinvolta dall'esplosione. Mattinata di disagi per il traffico nel ponente genovese. Un motociclista di 30 anni in sella al suo scooter si è scontrato con un'auto per cause ancora da chiarire nei pressi della strada che porta da Sestri agli Erzelli. Nell'impatto l'uomo ha riportato un trauma cranico e varie ferite, venendo quindi trasportato in ospedale. L'incidente ha creato code e rallentamenti che si sono unite alla situazione già critica per la chiusura di via 30 giugno, riaperta solo a ridosso delle 9. Babboleo News 92.9. Tutta la Liguria ne parla.
Mercoledì 14 novembre, ben ritrovati da Matteo Agnoletto qui su Babbo Leo News. Per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. Siamo in compagnia di Marco Scaiola e riprendiamo la nostra chiacchierata da una bella notizia: i 36 milioni di euro che l'Emiur, il Ministero quindi per l'istruzione, ha messo a disposizione della Liguria per la sicurezza delle scuole, quindi un aiuto per province e comuni che potranno effettuare interventi di adeguamento sismico e in alcuni casi magari anche costruire nuove scuole. Per prima cosa, come si è arrivati a questa misura con il ministro Bussetti? Ma innanzitutto è un lavoro che parte da qualche mese con la massima sinergia delle regioni, perché come forse non tutti sanno, questi fondi vengono poi concordati tra le regioni, che poi al governo, attraverso la conferenza delle regioni, danno quello che è una sorta di accordo sulla divisione dei fondi e su alcuni criteri che devono essere utilizzati. Devo dire che negli ultimi anni, per la mia esperienza, ho visto una grande condivisione di questo percorso tra le regioni, viste le difficoltà che abbiamo, perché prima parlavamo di costa, di tutela della costa, ma se facessimo una valutazione, le scuole, che dovrebbero essere il luogo più sicuro, il luogo più moderno, perché crescono i nostri figli, cresce il futuro di un paese nelle scuole, gli insegnanti sono coloro i quali hanno una grande responsabilità educativa, sono spesso messi in condizione di lavorare in luoghi vergognosi, che non sono sicuri, ma che li mettono in condizione di veramente lavorare in modo molto disagiato. Quindi servirebbe tanto. Come regioni ci siamo messi, come dire, d'accordo, abbiamo suddiviso le risorse. Noi come Liguria, devo dire con grande soddisfazione, ma non voglio prendermi meriti politici o fare, però devo dire che abbiamo venduto cara la pelle, anche perché noi comunque al tavolo delle altre regioni siamo una regione da poco più di 1 milione di abitanti, quindi però ci facciamo sentire con Toti e tutti gli altri colleghi, e siamo riusciti ad avere questi 36 milioni perché inizialmente dovevamo averne una decina di meno, ma abbiamo lottato, abbiamo raccontato anche quelli che sono i nostri problemi, e devo dire che siamo arrivati a questo accordo, che è importante perché non c'è mai stato un finanziamento così importante per il bando triennale, quindi è la prima volta che prendiamo veramente una cifra cospicua. Abbiamo fatto già il bando per i comuni, già una trentina di comuni si sono quindi accreditati questi fondi, sono da Spezia a Ventimiglia, tanti comuni, e mi fa piacere che molti vogliono fare nuove scuole, perché è importante avere anche il coraggio di abbattere le scuole esistenti, di crearne nuove, più moderne, messe in zone sicure, e anche che siano nella possibilità con cofinanziamenti. Quindi ringrazio anche i comuni, perché fanno uno sforzo non indifferente, di avere finalmente nel più breve tempo possibile, almeno avremo in Liguria una trentina di scuole che sono degne di questo nome. La battaglia con il governo continua, perché noi abbiamo chiesto altri fondi che vadano proprio sulla sismica, perché c'è ovviamente una condizione nel nostro paese di gravità sismica, e anche la Liguria, non come il centro Italia, ma non è da meno, e quindi dobbiamo dare un aiuto alle scuole per la messa in sicurezza anche da un punto di vista sismico. In questo bando il 10% del punteggio era sulla tutela della sismica, ma il 10% è ancora poco. Serve proprio un progetto che metta le scuole in sicurezza da eventuali terremoti. Ci stiamo lavorando, non è facile come tutte le cose, ma siamo anche moderatamente ottimisti. Per dare una tempistica, fondi stanziati 36 milioni, progetti presenti, c'è già il bando. Quando si potranno vedere i primi cantieri? Noi adesso abbiamo fatto velocemente la comunicazione a questi comuni e abbiamo detto loro, infatti la graduatoria ha anche subito un'evoluzione, perché alcuni comuni hanno rinunciato e quindi il comune che era dietro di loro ha preso questi fondi, prenderà questi fondi. I comuni devono cofinanziare, ci hanno già risposto, noi abbiamo già trasmesso proprio in questi giorni a Roma la graduatoria. Noi adesso i comuni devono andare avanti sulla progettualità, adesso la palla passa completamente ai comuni, noi dovremo solamente verificare i tempi, quindi verso marzo 2019 noi faremo un altro assessment con i comuni per vedere il loro stato. Se qualcuno è indietro noi dovremmo scavalcarlo e andare ad altri comuni, perché entro il 31 dicembre 2019 questi lavori devono essere appaltati, quindi tempi rapidi.
Siamo arrivati all'ultimo tornante di questa nostra chiacchierata e arriviamo nel rettilineo della situazione politica. Lei è un esponente di Forza Italia, un partito in subbuglio, almeno per quanto riguarda la discussione. Ci sono stati anche gli scontri tra Toti e Mulè, ci sono state varie discussioni anche a livello nazionale su cosa farà questo partito da grande. Ora, senza chiederci da grande, traguardandoci tanto in là, tra 1 anno e mezzo ci saranno le regionali in Liguria. Ci state già lavorando o i tempi politici ormai sono talmente rapidi che anche 1 anno e mezzo è lontanissimo per pensare a un progetto politico? Allora, da un punto di vista del lavoro noi siamo molto concentrati su quelli che sono i problemi dei cittadini e i problemi che la Liguria ha. Quindi la nostra questa testa... è la risposta politica. No, questo no, ma è vero, perché come avete visto non abbiamo un momento di riflessione, di sederci a un tavolo e ragionare di politica, viste le emergenze continue alle quali dobbiamo rispondere. Certamente le valutazioni politiche le facciamo. Lei è entrato nelle dinamiche di Forza Italia dicendo delle cose, raccontando quello che è accaduto. Io dico che Forza Italia è un partito che deve comprendere che sul territorio ha tanti sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali che dovrebbero avere motivo e possibilità di avere maggior voce. Io credo che i partiti, qualsiasi partito, se vuole avere vita, se vuole avere un futuro, deve dare voce a quelli che sono radicati sul territorio, che conoscono il territorio e che prendono il consenso sul territorio. Io vedo un po' una crisi dei partiti classici, un po' per tutti, non è solo Forza Italia, ma è cambiato anche un po' il mondo, quindi tante cose sono in evoluzione, ma i partiti, vale per Forza Italia ma vale per tutti, se vogliono tornare ad avere un ruolo, ad avere la centralità nella vita politica, devono ascoltare più che parlare, devono coinvolgere più che chiudersi e devono dare possibilità ai tanti giovani che hanno veramente molte cose da dire e lo stanno dimostrando facendo magari anche i consiglieri comunali in piccoli comuni o i sindaci di piccoli comuni, di poter essere messi loro nelle condizioni di fare quelle scelte politiche anche sovracomunali, quindi andando anche a livello nazionale, per poter avere una classe dirigente che abbia forza, credibilità e che prenda il consenso della gente e non invece la diffidenza della gente verso la politica. Dal suo punto di vista la politica si intreccia anche con una questione familiare che non sono né Barbara D'Urso né Silvia Toffanin da voler sollevare ed entrare nella questione, ma almeno con Claudio Scajola, sindaco di Imperia, c'era stato lo strappo in campagna elettorale perché lei sosteneva un altro candidato e non quindi lo zio. Avete trovato almeno una sintesi politica? Riuscite a dialogare al di là di poi quello che sarà il vostro rapporto? Assolutamente sì, venerdì scorso abbiamo fatto e sono stato io, come dire, organizzatore di questo incontro con il sindaco Claudio Scajola di Imperia, anche per fare il sopralluogo sul molo lungo di Oneglia, che è un molo importante per Imperia ma anche per la Liguria, perché quel porto è un porto di interesse regionale, per fare il punto della situazione e per aiutare la città di Imperia. C'è stato poi anche un incontro in comune e quindi si lavora nell'interesse dei cittadini, quindi le campagne elettorali cominciano ma si chiudono, poi bisogna guardare al bene comune. Il bene comune è quello di lavorare insieme e di fare le cose giuste. Grazie per essere stato con noi, a Marco Scajola. Grazie a voi. Tutta la Liguria ne parla torna mercoledì prossimo. Evviva! Il mondo è la nostra casa